Siamo giunti alla quinta corsa dal Savio, un miglio per sole femmine di 3 anni. Sono in 6 al via, 1 Florence, 2 Favorita, 3 Frida GSO, 4 Finalmente DL, 5 Fiordiligi, 6 Fantasy Black. Favori per Finalmente DL numero 4, Manuel Pistone in sediolo, macchina che accelera. Con l'errore di Fantasy Black mentre si avvantaggia lungo la corda Frida GSO, che poi lascia sfilare Fiordiligi, che conduce. A questo punto avanza all'esterno Finalmente DL e va a chiedere strada a Fiordiligi. E in 400 metri si avvantaggia e passa a condurre. In vantaggio dunque Finalmente DL, 29-1 i 400 iniziali, prende vantaggio sullo slancio. In seconda posizione rimane Fiordiligi davanti a Frida GSO, 600 che se ne vanno in 43-8. Dopo la spesa iniziale continua a pigiare sull'acceleratore Finalmente DL. Allieva di Manuel Pistone che, vedete, completa in 58,3 il mezzo miglio iniziale, tutti in fila indiana alle sue spalle, con a non meno di una decina di metri Fiordiligi. Frida GSO in terza posizione, che sposta all'esterno dopo 1 chilometro in 1,13,5, e Frida GSO si lancia in caccia di Finalmente DL. Crolla invece Fiordiligi. Frida GSO guadagna vistosamente sulla battistrada e le ore in scia, sposta a 400 dalla conclusione e l'agguanta. Si è scatenata Finalmente DL, così Frida GSO ne approfitta, passa in vantaggio a 300 dalla conclusione. È completamente fermo ormai Finalmente DL. Frida GSO ha speso a sua volta, entra in vantaggio in retta di arrivo. Frida GSO ai 100 conclusivi allunga ancora e viene a concludere netta vincitrice. Secondo posto per Florence, al terzo finisce ancora Finalmente DL contro Favorita. Il successo dunque per Lorenzo Baldi, che con Frida GSO dalla terza posizione scatta ai 600 finali per passare agevolmente su Finalmente DL, che si era scatenato al comando, e per vincere quindi piuttosto nettamente sul traguardo. Andiamo a rivedere le battute conclusive. Frida GSO, Lorenzo Baldi, che raddoppia così in serata. In training sempre di Lorenzo Baldi per conto di Sonia Galanti.